È stato sconfortante vedere che l'istituzione consentiva al padre dei miei figli di continuare ad aggredirci sotto molteplici fronti e non lo ha mai bloccato. Questo è stato il dolore più grande, essere vittime continuamente della sua malevolenza, ma vittime 2 volte perché le istituzioni anziché aiutarci, ci hanno messi ancora di più in difficoltà. Per anni Silvia, vittima di violenze, minacce e soprusi, ha dovuto difendersi, talvolta giustificarsi senza mai essere protetta. Anni dove alle sofferenze si aggiungeva lo sconforto dell'ingiustizia. Silvia De Giorgi però non si è arresa e la sua tenacia, insieme a quella dei suoi avvocati Marcello Stellini e Valentina Alberioli, è stata premiata. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la donna padovana vittima di violenza da parte dell'ex marito dovrà essere risarcita con 10.000 euro dallo Stato per non essere stata tutelata e protetta dai giudici. Io ho avuto paura per la mia vita e per quella dei miei figli un numero infinito di volte, perché, quando si è dentro a questo vortice, la psicologia ti porta ad allontanarti da tutto e da tutti, ti metti in un angolo e sei solo tu. Il solo tu ti mette nella condizione di acuire tutte le percezioni e di avere paura anche di dire agli altri quello che ti sta capitando, perché il giudizio è uno dei timori più grandi che arrivano. Silvia è stata colpita con un casco dall'ex marito nel 2015 e per questo l'uomo è a processo, ma non è mai stato giudicato per tutte le altre minacce e per le mancanze nei confronti dei figli. Ora la donna e i 3 ragazzi si sono rifatti una vita fuori dal Veneto e il risarcimento e il riconoscimento arrivato dalla Corte di Strasburgo le hanno parzialmente restituito la fiducia nelle istituzioni. Ho acquisito la consapevolezza del fatto che è come sempre è necessario lottare per ottenere qualcosa e che bisogna farlo da soli. Rispetto al fatto che la giustizia faccia il suo corso e quindi punisca, perché di fatto chi ha commesso tutta questa roba è impunito, lo desidero, ma non lo so.